Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Ferito dalla bomba che gli esplode dentro casa, un ordigno artigianale lanciato attraverso una finestra di un'abitazione al pian terreno ad Agrigento. L'intero stabile risulta danneggiato, la polizia indaga su un possibile attentato e passa al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Silenzio dalla banda dei Kalashnikov. 8 degli indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Intanto allo Sperone la polizia scopre un arsenale con armi clandestine, munizioni e droga in un box. Ore di terrore per un imprenditore di 87 anni sequestrato e tenuto prigioniero in un casolare isolato nell'Agrigentino per costringerlo a pagare un riscatto. Il rapitore è stato arrestato mentre riportava la vittima in azienda, pensando di riscuotere la somma pattuita, ma trovando invece i carabinieri. 2 sequestri, un unico filo rosso, il traffico di droga. A Catania torna l'eroina, avrebbe fruttato 500.000 euro, ma il corriere che ne nascondeva 2 chili nell'auto è stato arrestato. A San Cristoforo uno spacciatore aveva trasformato un garage in un deposito di marijuana. Temperature bollenti ancora in aumento, previsti fino a 44 gradi, stato di preallerta della Protezione Civile. A Catania scontro sulle strisce blu. Il Consiglio Comunale delibera di cancellare l'ora aggiuntiva di sosta a pagamento fino alle 21. AMTS prende tempo, ma il consigliere Cardello attacca: l'azienda non può fare quello che vuole. La battaglia sulla spiaggia di Mondello arriva in Europa. Controcorrente ricorre alla Corte dei diritti dell'uomo dopo la decisione del CGA di lasciare la gestione alla italo-belga. Per il calcio, il Catania guarda alla nuova gestione, al via la campagna abbonamenti Essere Catania, mentre proseguono il ritiro estivo e le operazioni di mercato tra trattative, arrivi e cessioni. Bentrovati. Attimi di terrore nel cuore di Agrigento. Un ordigno artigianale è esploso all'interno di un'abitazione in via Silvio Pellico. Un uomo è rimasto ferito, danneggiato lo stabile. La polizia è sulle tracce dell'autore del gesto. Sentiamo Davide Sardo. Poteva essere una strage. Un ordigno artigianale è stato lanciato dentro un'abitazione al primo piano di via Silvio Pellico ad Agrigento. In casa stavano riposando almeno 2 persone, un italiano e un cittadino gambiano. Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito ad una gamba ed è stato trasportato in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento. Chi ha agito voleva colpire. L'ordigno è stato lanciato da una finestra ed è esploso all'interno dell'appartamento. La deflagrazione ha devastato parte della casa e provocato danni anche ad altri appartamenti dello stabile. L'esplosione, avvertita a centinaia di metri di distanza, ha seminato il panico. Decine di residenti sono scesi in strada spaventati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le volanti della polizia, gli agenti della scientifica ed un'ambulanza del 118. I pompieri hanno anche messo in sicurezza una bombola del gas presente nell'abitazione, evitando ulteriori rischi. Le indagini sono in pieno svolgimento. Gli investigatori hanno già acquisito e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto criminale. L'ipotesi principale è quella di un vero e proprio attentato. La banda del Kalashnikov e degli attentati in 8 restano in silenzio. Domani e dopodomani altro giro di interrogatori. Intanto altre armi sono state sequestrate in un box nel quartiere Sperone di Palermo. Marco Gullà. Primo giro di interrogatori per la banda dei Kalashnikov che per mesi ha terrorizzato i commercianti di Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Sferracavallo e Mondello. In 8 sono stati sentiti dal giudice per le indagini preliminari. I giovanissimi che pendevano dai messaggi inviati dal carcere dal boss Salvatore Verga hanno scelto la strada del silenzio. Pagati poche centinaia di euro ad attentato, erano la manovalanza guidata sul territorio da Matteo Salamone e Rosario Piazza, che mantenevano poi il rapporto costante con il giovane boss dietro le sbarre. Gli interrogatori proseguiranno domani e dopodomani, poi il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto. Dai Kalashnikov alle armi sequestrate dai poliziotti del commissariato Brancaccio in un box nel quartiere Sperone, trovati un fucile a pompa con la matricola cancellata, 2 pistole Beretta, una penna pistola artigianale e oltre 130 proiettili di vario calibro, compresi i potenti 357 Magnum. Oltre alle armi,
nel box c'era pure un considerevole quantitativo di droga, hashish 425 dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di 88 grammi. Tentato sequestro in provincia di Agrigento, vittima un anziano imprenditore segregato per alcune ore e poi rilasciato dietro promessa di un pagamento di una somma di denaro. È stato arrestato. Lorena Dolci. Sequestro lampo per un anziano imprenditore della provincia di Agrigento. L'uomo è stato bloccato all'uscita dalla sua azienda di materie plastiche, la Geoplast di Casteltermini. Sotto minaccia è stato costretto a salire a bordo dell'auto del malvivente e condotto in questo casolare isolato. Qui l'uomo di 87 anni è stato immobilizzato e minacciato. Obiettivo del suo aguzzino è estorcergli un'ingente somma di denaro, 100.000 euro. Solo in seguito alla promessa di pagare il riscatto, il sequestratore si è convinto ad accompagnare nuovamente la vittima nei pressi della sua azienda, dove però ad attenderlo c'erano i carabinieri, allertati da una denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Il rapitore è stato bloccato poco lontano, ancora a bordo dell'auto. I militari hanno individuato il casolare, dove hanno ritrovato una pistola a giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, tutti elementi che hanno confermato il racconto della vittima. L'arrestato, un uomo di 50 anni, è accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione. A Catania è arrestato un corriere della droga con 2 kg di eroina che avrebbe fruttato 500.000 euro. Sempre a Catania, in manette uno spacciatore a San Cristoforo aveva affittato un garage dove nascondeva mezzo chilo di marijuana. Nelle operazioni decisivo l'utilizzo di 2 cani antidroga. Giusy Lazzara. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato un corriere della droga con oltre 2 kg di eroina. L'uomo, originario di Gela, con precedenti per traffico di stupefacenti, è stato fermato al casello di San Gregorio e ha insospettito subito i finanzieri. Da un controllo in un vano nascosto, grazie al cane Nanda, si vede nelle immagini, all'interno di un intercapedine del paraurti posteriore dell'auto, sono stati trovati 4 panetti di eroina che servivano per confezionare 25.000 dosi. Messa in commercio al dettaglio, la droga avrebbe fruttato 500.000 euro e sempre a Catania, nel cuore di San Cristoforo, aveva affittato un garage proprio vicino alla sua abitazione, un posto sicuro per nascondere più di mezzo chilo di marijuana, ma il fiuto del cane poliziotto Ares lo ha portato dritto verso la saracinesca del box. Arrestato, lo spacciatore 28enne ha confessato agli agenti di aver nascosto in un angolo del garage una busta con la droga e un bilancino di precisione. E ci sono stati 2 drammatici interventi dei vigili del fuoco. Un anziano di cui non sono state fornite le generalità è morto annegato nel primo pomeriggio in un invaso delle campagne di Bronte. Sul posto appunto sono intervenuti i vigili del fuoco, adesso indagano i carabinieri, mentre una turista francese di 65 anni è morta durante un'escursione sull'Etna in seguito a un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in visita ai crateri silvestri inferiori. Sul posto il soccorso alpino siciliano, il soccorso della Guardia di Finanza, il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza nel tentativo appunto di rianimare la donna, tentativo che poi si è rivelato inutile. Andiamo al caldo adesso, perché c'è una nuova ondata di calore in Sicilia, dove le temperature a partire dalle prossime ore potrebbero toccare anche i 44 gradi. Stato di preallerta della Protezione Civile ieri, tragedia a Marsala, dove un uomo è stato avvolto dalle fiamme mentre puliva un terreno a causa del vento di scirocco. Emanuela Corsi. Il conto alla rovescia è iniziato. Le temperature in Sicilia cominciano a salire per effetto di una massa di aria calda che in queste ore sta risalendo sul Mediterraneo centrale. Il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, ha diramato un comunicato straordinario di preallertamento per rischio ondate di calore a partire dalla giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale algerino porterà temperature elevate e persistenti fino a domenica, con picchi locali di 42-44 gradi, prima nei settori occidentali, in particolare nel Trapanese, poi sulle aree centro-orientali. Queste condizioni, unite alla grande quantità di vegetazione secca, aumentano il rischio di incendi, in particolare di quelli a ridosso dei centri abitati. Il significato dell'avviso è di far sì che tutti i comuni, siano i sindaci e strutture operative, ma anche il volontariato sia preparato allo scenario che si prefigura, che ripeto per tranquillizzare tutti non è severissimo, però è da prendere in considerazione. E le raccomandazioni che i sindaci devono dare alla popolazione di evitare di
permanere nelle ore calde, evitare le attività lavorative all'aperto, a parte le misure già attivate dall'assessorato sanità, ma sono misure sanitarie che riguardano le aziende sanitarie, i pronti soccorso e gli ospedali. Fondamentale è seguire il piano di protezione civile ed evitare imprudenze che possono trasformare l'emergenza in una tragedia in pochi minuti. Si raccomanda comunque sempre una prudenza, un'attenzione dei cittadini, soprattutto a segnalare comportamenti sospetti, perché è la mano umana che provoca gli incendi. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu. Il Consiglio Comunale dice no al pagamento tra le ore 20 e le 21, ma AMTS prende tempo, ribatte e dice lo faremo ad ottobre, disattendendo così la delibera comunale. Ci spiega questa vicenda Tonino De Mana. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu con un paradossale scontro tra Consiglio Comunale e AMTS, società partecipata del Comune. L'oggetto del contendere è la richiesta di ripristinare l'orario precedente, eliminando di fatto la fascia oraria dalle 20 alle 21. Non le manda a dire il consigliere comunale Andrea Cardello, che attacca l'azienda per i costi della sosta a pagamento. Chiamo AMTS e mi viene detto che non prima di ottobre sarà ripristinato l'orario. Ora AMTS deve cominciare a capire che è una partecipata totalmente di proprietà del Comune di Catania e non può fare quello che vuole. Per molti anni il limite per il pagamento è stato fissato alle ore 20. L'estensione alle 21 è stata subito considerata un ulteriore ed inaccettabile balzello. Secondo Cardello, le deliberazioni del Consiglio Comunale non possono essere disattese o rinviate. Mi lamentavano oggi che non c'è la tempistica per poter ricambiare tutte le segnaletiche, cosa che è stata fatta nel giro di una settimana quando è stato cambiato l'orario originariamente. E invece così sarebbero 4 mesi. Esattamente, 4 mesi che stiamo aspettando. Vogliamo una risposta immediata da parte di AMTS. E qualora non ci fosse la risposta di AMTS? Dovrebbe intervenire il sindaco. La questione rischia di infuocare la già calda estate catanese. Politiche sociali, una voce amica per te. A Catania ha attivato il servizio di compagnia telefonica per le persone anziane. Vediamo. Il servizio sarà per tutto il mese di luglio, tutto il mese di agosto, perché in questi mesi sicuramente c'è una maggiore solitudine da parte dei nostri anziani, ma soprattutto anche per evitare che i nostri anziani escono nelle ore più calde. L'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania Spoto tende la mano agli anziani e per fronteggiare la solitudine promuove il progetto Una voce amica per te, servizio di compagnia telefonica finalizzato ad offrire ascolto, vicinanza e supporto a chi vive situazioni di isolamento. Con un semplice gesto, quello della telefonata, nella fattispecie al numero 095 742 2817, sarà possibile dare supporto alle persone fragili, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Abbiamo deciso di dedicare un numero telefonico in stretta sinergia naturalmente con il sindaco Trantino, a cui risponderanno 3 operatori dei servizi sociali che daranno delle risposte concrete ai nostri anziani, dal ritiro della ricetta in farmacia rispetto appunto all'acquisto dei farmaci, nonché la spesa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30. L'iniziativa è promossa dal Comune di Catania grazie alla collaborazione di numerose associazioni ed organizzazioni del territorio. A Siracusa adesso, dove continua l'emergenza acqua. Ancora carenze in gran parte del centro storico e in altri quartieri della città, proprio mentre il caldo è in aumento. Aretusa Acque è al lavoro per limitare i disagi, ma le condutture molto vecchie non aiutano. Emergenza anche ad Agrigento, dove domani ci sarà un vertice in prefettura. Francesco Aloi. Con le temperature in salita a Siracusa, oltre al gran caldo, preoccupa l'emergenza acqua. Un grosso problema per i residenti, ma anche per i gestori delle strutture ricettive. A Ortigia c'è chi ha disdetto le prenotazioni per alloggiare altrove. Sono 5 giorni che siamo senza acqua, io gestisco una casa vacanze e ahimè ho dovuto cancellare 3 prenotazioni perché non abbiamo acqua e quindi per non fare brutta figura con i nostri ospiti abbiamo preferito chiudere. Ma tutto si ripercuote anche su bar e ristoranti. Al turista voglio spiegare che non potevano utilizzare il bagno e se ne andavano anche. Quindi sono anche soldi che noi abbiamo perso. Le squadre di Aretusa Acque sono al lavoro senza sosta per ridurre al minimo i disagi. Intervenire su una rete molto vecchia però non è semplice. Oggi nel mirino c'è la tratta da Musi-Teracati.
A pagare il prezzo dell'emergenza sono migliaia e migliaia di siracusani. Oggi partiranno mail e PEC da parte dei residenti ad Aretusacque e stiamo valutando anche ulteriori iniziative collettive. Ma lo stesso problema riguarda anche Agrigento. Domani mattina in prefettura ci sarà un vertice sull'emergenza Maddalusa, frazione dove i rubinetti sono a secco da più di un mese. La battaglia per la spiaggia di Mondello arriva davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il movimento controcorrente ritiene che il perdurare dell'esistenza dello stabilimento balneare violi diritti fondamentali dell'essere umano e dunque chiede la condanna dell'Italia. Manlio Viola. La scelta del CGA che ha permesso alla immobiliare italo-belga di tornare a gestire ancora per quest'anno la spiaggia di Mondello non è andata giù a Ismaele Lavardera, che aveva lanciato la sua crociata contro l'azienda e per liberare la spiaggia dagli stabilimenti balneari. A oltre un mese da quei fatti adesso Controcorrente decide di ricorrere addirittura alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il movimento, assistito dallo studio legale dell'avvocato Stefano Giordano, ha individuato diversi motivi di ricorso, ritenendo che siano stati violati il diritto al godimento di un bene pubblico, il diritto alla qualità della vita, ma che esista persino una forma di discriminazione in atto. Di fatto il ricorso è contro l'Italia e in questo modo Lavardera ritiene di poter portare in giudizio l'intero paese davanti alla Corte europea. Questa presentazione di questo ricorso si chiude un cerchio e si attenderò fiducioso quello che potrebbe essere la risultanza intanto della procedibilità del ricorso stesso, che fa capire la bontà del ricorso in sé e apre degli scenari importanti, perché forse è la prima volta che su un caso ambientale un movimento, un partito o comunque una realtà locale siciliana ricorre direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Cosa può cambiare per effetto di questo ricorso? Di fatto nulla, è soltanto un esercizio giuridico che punta soltanto a una reprimenda nei confronti dell'Italia e dunque del CGA, visto che il pronunciamento non potrà mai arrivare prima del mese di settembre, quando la stagione sarà finita e dunque anche la sospensiva avrà esaurito i propri effetti. Ogni anno il mare si prende un pezzo di Sicilia. Nel dossier Coste siciliane alla deriva, Legambiente denuncia come l'erosione costiera non sia più un semplice processo naturale, ma la conseguenza di decenni di cementificazione. Ferlito. Spiagge che si restringono, coste che arretrano e un territorio sempre più fragile, mentre il cemento continua ad avanzare. E questo l'allarme lanciato da Goletta Verde, che ha scelto la Sicilia come prima tappa della sua campagna nazionale e a Capodorlando sdrotola lo striscione giù le mani dalla costa, puntando i riflettori su un fenomeno che secondo Legambiente sta mettendo seriamente a rischio il futuro del litorale dell'isola. Nel dossier Coste siciliane alla deriva, l'associazione ambientalista denuncia come l'erosione costiera non sia più un semplice processo naturale, ma la conseguenza di decenni di cementificazione. Negli ultimi 40 anni in Sicilia si è consumato oltre il 30% di suolo, sto sottraendo di fatto chilometri e chilometri di spiagge naturali che invece dovevano essere lasciate alle loro dinamiche naturali. Tra i casi simbolo c'è proprio Capodorlando, indicato come esempio di eccessiva urbanizzazione della fascia costiera. Dati alla mano sono oltre 72 i milioni di euro spesi in opere e ripristini dopo mareggiate ed eventi estremi, senza però eliminare le cause del problema. Per questo Legambiente propone un cambio di strategia, tutela rigorosa della fascia dei 150 metri della battigia, arretramento delle infrastrutture più esposte, interventi meno invasivi e il ripristino del naturale trasporto della sabbia. Un modello, spiegano gli ambientalisti, già dimostratosi efficace in realtà come Nizza di Sicilia, dove una spiaggia libera da opere rigide ha resistito meglio alla forza del ciclone Harry. Per Goletta Verde la sfida non è difendere la costa ad ogni costo, ma adattarsi ai cambiamenti climatici e ripensare il rapporto tra uomo e mare prima che sia troppo tardi. Un attrezzo sollevatore per disabili alla società Futuro Mare. A consegnarlo al porto di Catania sono stati i vertici del MAS, Mercato Agroalimentare. Il battesimo è stato effettuato in mare aperto da due atleti del sodalizio, Francesco e Dalila, che hanno testato l'utilità della gru e la facilità di immersione. Un'operazione che prima di oggi richiedeva l'impegno di 4 persone per disabile.
Il cinema adesso, da giovedì nelle sale L'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan con Matt Damon, girato anche in Sicilia tra Lipari e Favignana. Le isole hanno permesso le ricostruzioni epiche e gli scenari più suggestivi. Lorena Dolci. Un Ulisse stremato che approda su una terra sconosciuta. Quel paesaggio di pietra e roccia ai contorni di Cala Rossa e Cala Azzurra a Favignana, quartier generale delle riprese dell'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan, tra poco nelle sale. 91 giorni di riprese in 6 paesi, dal Marocco alla Scozia all'Islanda, passando appunto dalla Sicilia, che più di ogni altra location intreccia la sua storia con il poema omerico. E a Pietra del Bagno, sulla costa di Lipari, che le sirene tentano l'eroe. Il castello di Santa Caterina a Favignana e la fortezza di Itaca, dove Penelope e Telemaco, Anne Hathaway e Tom Holland aspettano il ritorno dell'eroe. Vulcano, Panarea e Basiluzzo completano le riprese rimaste blindatissime. Per l'oscura dimora del Ciclope, Nolan ha scelto l'Orecchio di Dioniso a Siracusa. Tornerà per vendicarsi. Scenografie monumentali, attrezzature speciali utilizzate anche per portare gli arancini alla troupe, sbarcata nel marzo dell'anno scorso. 250 milioni di dollari e un cast stellare per quello che il protagonista Matt Damon ha definito il film più impegnativo della sua vita. Promettimi che tornerai. E se non ci riuscissi? Una pausa adesso, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Parte oggi la nuova campagna abbonamenti del Catania, al Massimino, secondo giorno di ritiro. Sentiamo tutti i dettagli da Sergio Colosi. Si chiama Essere Catania e richiama impegno, serietà e lavoro con il cuore per vincere. È la nuova campagna abbonamenti del club rossazzurro che si concluderà a settembre. I prezzi sono i seguenti: curve 150 euro, tribuna B 300, tribuna A 480, tribuna Elite 750 e sostenitore 1500. Il costo dei biglietti prevede le curve a 16 euro, tribuna B a 30, tribuna A a 45 e tribuna Elite a 75. Con l'abbonamento si risparmia fino al 60% rispetto ai singoli biglietti. Da oggi al 3 agosto diritto di prelazione per gli abbonati che vogliono confermare il proprio posto o cambiare settore. 5 e 6 agosto per chi vuole modificarlo e dal 7 agosto vendita libera. Può essere sottoscritto online ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete Ticket One. Indispensabile la carta Wi Catania. Prezzi scontati oltre agli abbonati dello scorso campionato anche per donne under 18 e over 65. Per gli under 12 invece un abbonamento al costo di 30 euro in qualsiasi settore. Per il Catania secondo giorno di allenamento al Massimino, assenti Chiarella, Bocic, Aloi e Casasola, quest'ultimo vicinissimo al Brescia. Beters svincolato ha firmato con il Savoia. Per Cicciarelli si registra un interesse del Pescara. Sui nomi già noti si intensificano i contatti con Salernitana, Crotone e Cosenza per rinforzare l'organico. Ecco, l'abbiamo sentito, adesso è definitivo. Il Catania ha ceduto a titolo definitivo Thiago Casasola all'Union Brescia. L'esperienza dell'esterno alle falde dell'Etna si chiude con 39 presenze e 3 reti. Adesso ancora una breve pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, andiamo a Palermo dove un giovane di 24 anni è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di armi dopo aver investito in via Lincoln un agente di polizia impegnato nella gestione dell'ordine pubblico per la visita della premier Giorgia Meloni. Il giovane ha tentato di forzare il blocco della zona rossa, della zona vietata, e nel farlo ha ferito un poliziotto che cercava appunto di bloccarlo. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.